17 maggio 1995. In Francia, Jacques Chirac inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica. Già primo ministro e sindaco di Parigi, Chirac si era presentato alle presidenziali anche nell'81, perdendo contro François Mitterrand. Leader dei neogollisti, fondatore del partito RPR, Raggruppamento per la Repubblica, Chirac imposta la sua campagna elettorale tutta sul sociale, tentando di ottenere i consensi degli immigrati. A rendere la corsa all'Eliseo più difficile è il suo compagno di partito e primo ministro di Mitterrand, Édouard Balladur, che tenta di giocarsi la popolarità acquisita durante 2 anni di governo. Chirac tuttavia ha la meglio e ottiene la vittoria al secondo turno con il 52,6% delle preferenze contro il candidato socialista Lionel Jospin.